Siamo davanti alla chiesa del Santissimo Redentore, a pochi passi dal Maniero di Legnarello, perché oggi si celebra l'investitura della reggenza giallorossa. Siamo con Stefano Cambrai, capitano uscente dopo 4 anni di reggenza. Cosa lasci al tuo successore? Sicuramente lascio una contrada come sempre appassionata, come sempre che ti trasmette delle emozioni che questo giorno, soprattutto per lui, il mio consiglio per lui è stato quello appunto di ripercorrere tutta la sua vita da contradaiolo, quello che l'ha portato a questo giorno a prestare giuramento per questo popolo immenso, ecco. Oggi fa un po' freschino, abbiamo rispettato la tradizione della Candelora 2 mesi dopo. Questa sera invece avrete una serata molto calda con il vostro fantino. Anche quest'anno riconfermate Giovanni Azzeni detto Tittia, che per voi ha vinto 2 pali 2015-2017. Il tuo in bocca al lupo per il vostro fantino come si articola quest'anno? Senz'altro è sempre il nostro punto di riferimento costante. Il rapporto che si ha con lui ormai è quasi fraterno. Lui fa parte della nostra famiglia, ha sempre partecipato anche questo giorno per noi importante che è l'investitura, e la sua presenza ci dà sempre quel tocco in più che ci serve, quindi io lo ringrazio come sempre per tutto quello che ci dà, per quello che ci trasmette, per il suo modo di essere e per farci sempre sentire appassionati a quello che facciamo, perché lui è proprio così, fa del suo lavoro prima di tutto la sua passione, quindi riesce a trasmetterci anche a noi tutto quello che prova lui, ecco. Tanto entusiasmo. Domani le corse, che cavalli provate domani? Proviamo due puro sangue che tutte e due abbiamo già provato alla prima riunione di corse, e niente, appunto, è un percorso comunque che gli si fa per insegnargli anche questo giochetto, perché comunque sono cavalli che fanno dell'altro, fanno ippodromo e queste corse servono appunto per testare i soggetti, ma anche per lavorarci e per insegnargli che stanno iniziando a intraprendere un qualcosa di diverso rispetto a quello che facevano pochi mesi fa.